ritrovati in diretta su Telefriuli a questo appuntamento con A Voi la Linea, tema vaccinazione ancora in primo piano. Ieri sono partite in questura a Pordenone quelle per le forze dell'ordine. Il sindacato di Polizia di Stato FSP plaude alla tempestività della somministrazione, ma ricorda che molti colleghi in regione over 55 non possono ancora essere protetti. Su questo è già stato sollecitato il prefetto Gabrielli. Ieri sono iniziati i vaccini per quanto riguarda le forze dell'ordine, in particolare in questura a Pordenone. Oggi siamo in compagnia di Raffaele Padrone, vice segretario nazionale dell'FSP Polizia di Stato. Bene Padrone, un primo traguardo è stato raggiunto. Io direi un grande traguardo perché siamo la questura prima in Italia. Altre segreterie si sono aggiunte adesso per scrivere i propri questori. Noi abbiamo avuto la tenacia del signor questore, il dottor Marco Dorisio, grazie anche alla spinta chiaramente che la nostra segreteria dell'FSP ha dato lo spunto per iniziare questa vaccinazione. Questo è un ringraziamento che devo fare grazie alla sua emittente sia all'ASL, insomma Pordenonese Occidentale, e alla Regione, perché tramite il proprio assessore Riccardi insomma ha dato chiaramente il loro supporto per ottenere, ripeto, velocemente. Abbiamo visto anche un'alta adesione da parte dei suoi colleghi. Sì, l'81%, e questo fa capire insomma, che i colleghi credono a questa situazione, soprattutto perché, come diceva proprio il questore di Pordenone, è la precondizione per la salute propria, dei propri cari, ma soprattutto anche di garantire sicurezza ai cittadini, perché se i poliziotti stanno bene, sono in salute, possono garantire la sicurezza. C'è però un altro problema ed è quello della fascia 55 anni, 65 anni, perché ieri sono stati vaccinati e continueranno ad essere anche nei prossimi giorni i suoi colleghi under 55. Per gli altri che succede? Guardi, noi abbiamo scritto proprio il giorno 16, abbiamo scritto al capo della polizia, al prefetto Gabrielli, e abbiamo scritto al Dipartimento perché si deve ricordare che grazie al problema delle assunzioni che sono sempre mancate da qua a 15 anni, abbiamo il livello dell'asticella per anzianità della polizia oltre i 49 anni di età, soprattutto in regione. E ricordo che tra Pordenone e Udine ci sono parecchi colleghi che questo vaccino non lo hanno potuto fare, non lo possono fare. Adesso quindi dobbiamo dare veramente una mossa per avere la totalità dei poliziotti, dei colleghi, ma guardi, io quando parlo dei colleghi parlo anche del comparto sicurezza, parto dai colleghi dell'Arma dei Carabinieri, parlo della Polizia Municipale, parlo di soprattutto chi fa attività in strada. Quindi oggi come oggi abbiamo bisogno che ci sia una velocizzazione in questi vaccini. È un vaccino quello che abbiamo fatto oggi, i colleghi che si sono vaccinati ieri a questa mattina, pochi minuti fa, tutti stanno bene, quindi non ci sono neanche i timori di avere delle controindicazioni a non farlo. Io spingo che tutta la popolazione, parlo della mia regione, che tutte in regione facciano questi vaccini. Trasporti, primi segnali di ripresa per il trasporto pubblico in Friuli Venezia Giulia. In questo periodo c'è un incremento di passeggeri sulla tratta ferroviaria in direzione Venezia, mentre resta ancora incerta la situazione per l'aeroporto. Secondo una stima della FIT CISL regionale si potrà tornare alla normalità solo nel 2026. Andamento a due marce per il comparto dei trasporti in Friuli Venezia Giulia. Se da una parte il settore che riguarda la logistica ha garantito il servizio durante le fasi critiche dell'emergenza, dall'altra parte invece il settore che riguarda il trasporto pubblico è in sofferenza. È un settore che sente la crisi perché soprattutto per quanto riguarda le corriere e i treni si comincia un po' a sentire quello che è la mancanza dell'utenza, anche se sta di molto aumentando in verità, specialmente sui treni, specialmente sulle tratte che vanno verso Venezia. È un settore che sta ricominciando a crescere, diciamo, anche perché comunque l'economia, anche se piano piano ricomincia un po' ad alzarsi.
certamente ha subito fortemente, perché tra gli altri settori che noi trattiamo, vi ad esempio l'aeroporto, ed è in una situazione molto problematica perché i voli non sono partiti e la crisi, dagli studi che vengono effettuati proprio di settore, specializzati, si pensa che si possa tornare a un regime normale solo nel 2026. E questo chiaramente non fa come dire, stare tranquilli, anche se tutto quello che serviva fare per poter garantire le necessità sia lavorative che di reddito dei lavoratori si sta facendo. La domanda grande è quanto si possa resistere. L'INPS vuole il rimborso dei contributi da 600 euro per le partite IVA che sono stati elargiti a amministratori e politici, tra questi anche sindaci e assessori dei piccoli comuni, una situazione che secondo il sindaco di Valvasone Arzene Marcus Maurmaier è un'ingiustizia. Fare il sindaco o l'assessore oggi come oggi pare sempre più sconveniente e non è un bel segnale. L'INPS si sta adoperando per chiedere la restituzione ai percettori del bonus da 600 euro che era stato erogato alle partite IVA bloccate nelle loro attività in occasione del lockdown. Destinatari di questa richiesta sono sindaci e amministratori. Ecco, allora qualche dubbio ti sorge, anche perché se può essere legittima la richiesta nei confronti di deputati, senatori, consiglieri regionali o sindaci di grandi città che hanno un'indennità di tutto rispetto, ti viene da chiedere, ma al sindaco di un comune di montagna che magari ha 300-400 anime da seguire e che percepisce 400 euro al mese, è legittimo che perché partita IVA e perché sindaco debba restituire queste risorse? Onestamente penso proprio di no. E allora non stupiamoci poi che non ci sono molte persone che si candidano, perché vuoi che ci sia il rischio di essere responsabili per quello che accade sul territorio, come nelle circostanze della sindaca Appendino, vuoi perché nel tuo status di sindaco sei costretto a restituire delle risorse perché sei un grande signore. Ecco, è chiaro che la gente si allontana dalle istituzioni e questo non è un bene per la nostra democrazia. Iniziativa solidale dell'associazione Rincorri la Vita realizzata dai bimbi. Si dona €1, si gira una manovella e si riceve un bigliettino della speranza. L'iniziativa ha preso il via al centro commerciale Gran Fiume di Fiume Veneto ed è per raccogliere fondi per l'area giovani del CRO di Aviano. Elena Tomasella, presidente e fondatrice dell'associazione Rincorri la Vita ODV, questa iniziativa oggi con un piccolissimo contributo ci si può portare a casa un bigliettino, un sorriso e regalare però un pezzettino di speranza a bambini meno fortunati. Sì, noi purtroppo a causa di questa pandemia come associazioni di volontariato siamo fermi e grazie a questa collaborazione con il centro commerciale Gran Shopping Gran Fiume qui a Fiume Veneto possiamo continuare a sostenere l'area giovani del CRO di Aviano. Sono diversi anni che noi ci dedichiamo a questo reparto particolare che accoglie e cura giovani pazienti affetti da patologie oncologiche e poter donare speranza anche in questo momento difficile è importante. Da dove arrivano questi biglietti benauguranti? Allora, questi biglietti, poesie e disegni arrivano dai bambini del territorio, dalle scuole, da bambini che vogliono contribuire già dalla loro infanzia a far capire l'importanza di non lasciare sole le persone che soffrono e soprattutto grazie a un gioco, perché si tratta di mettere €1 all'interno di questo distributore e tutti noi possiamo ricevere la nostra pallina di speranza da portare a casa e da appendere sul frigo e ricordarci che stare vicino a chi soffre è importante. Ecco, negli anni comunque avete già contribuito in maniera importante proprio per l'area giovani. Sì, noi in questi anni abbiamo raccolto circa 90.000 euro che abbiamo devoluto all'area giovani del CRO, abbiamo contribuito alla ristrutturazione del reparto, abbiamo donato il salone al secondo piano perché fosse un salone tipo un salone di casa che facesse dimenticare per un attimo alle persone che si trattasse di un ospedale, di un'ospedalizzazione e di poterli far sentire a casa, di poter accogliere i parenti e amici
poter trovare un po' di serenità nonostante la patologia, nonostante tutto quello che ne comporta, perché quando un bambino si ammala, insieme al bambino si ammala anche la sua famiglia, si ammalano i suoi amici, metaforicamente, nel senso che la malattia arriva all'improvviso, è un momento impattante e distrugge in un momento tutta quella che era la tua quotidianità. In programma anche una borsa di studio? Sì, infatti con le donazioni che riusciremo a ricavare da questo progetto e da altre donazioni che abbiamo già raccolto, il nostro obiettivo questa volta è di riuscire a dedicare una borsa di studio a nome di Heidi e Erika, che sono delle due nostre amiche che purtroppo non ce l'hanno fatta, ma sarebbero orgogliose di tutto il nostro impegno come lo sono sempre state. Marta Rambuschi, direttrice del centro commerciale Gran Fiume di Fiume Veneto, avete dato spazio a un'iniziativa di solidarietà molto importante. Certo, è un po' l'obiettivo, no, di questo centro commerciale, tra altre cose questo è un proseguo, no, di un rapporto che abbiamo iniziato già negli scorsi anni con appunto questa realtà che è Rincorri la Vita, ODV, con quale appunto abbiamo già sostenuto altri loro nobili progetti, e questo è, diciamo, un ennesimo coronamento di un ottimo rapporto che viene stabilito col territorio e in questa fattispecie appunto con loro. Soprattutto è bello perché bambini che aiutano bambini. Esatto, si è creata proprio questa rete solidale, appunto come dice lei, dei bambini delle scuole che aiutano altri bambini meno fortunati con questi pensieri che veramente scaldano il cuore. Signora, insomma, lei ha voluto donare questo euro per avere in regalo un pensierino dei bambini. Sì, proprio perché per i bambini mi sono sentita di farlo, anche poi un euro, un caffè che non si può prendere in questi giorni, almeno è servito a qualcosa. Torniamo tra poco con la seconda parte di A voi la linea. Nel governo allestito, preparato dal presidente Draghi, al quale in questi giorni si sta votando la fiducia, c'è ancora un ministro del Friuli Venezia Giulia, il ministro Stefano Patuanelli, che però cambia specializzazione, ministro dell'agricoltura. Coldiretti del Friuli Venezia Giulia nutre profonda fiducia, vista già una collaborazione avuta quando era appunto allo sviluppo economico. Ne abbiamo parlato con il direttore di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia appunto questa mattina, parlando anche di quelle che sono le nuove sfide per l'agricoltura regionale, ma non solo. Lo stato dell'agricoltura, come tutti gli altri settori, ma come anche noi semplici cittadini, insomma, non è dei migliori. Alcuni settori sono in grande sofferenza, mi riferisco al settore agrituristico, al settore florovivaistico, che insomma con la chiusura di tutti gli eventi hanno risentito molto di questa situazione, ma anche ad esempio del settore vitivinicolo, con il canale Oreca che lavora a strappi, diciamo così, sicuramente non vive una buona situazione. C'è da dire però, e questo fa ben sperare, che nel 2020 in piena pandemia l'unico settore economico che ha aumentato le esportazioni è stato l'agroalimentare, ha raggiunto la cifra record di oltre 46 miliardi di euro e questo sicuramente fa ben sperare che con la ripartenza possa essere da impulso anche per tutto il Paese. La svolta green delineata oltre che dall'Unione Europea anche ieri dal discorso di Draghi prima della fiducia al Senato, è chiaro che pone l'agricoltura al centro. Le sfide sono tante. La svolta green prevede molte cose che noi dovremmo saper sfruttare, insomma, mi riferisco alle bioenergie, alla biochimica, al fatto di dover risparmiare l'acqua. Noi siamo in una situazione di cambiamenti climatici che ci fanno vedere periodi siccitosi e dopo periodi molto brevi con forti precipitazioni che creano problemi di dissesto idrogeologico e abbiamo l'obbligo di riuscire a trattenere quest'acqua e poi a distribuirla nei periodi siccitosi. Mi riferisco quindi ad un piano anche di investimento per piccoli bacini che trattengano l'acqua e la mettano a disposizione degli agricoltori, anche con nuovi sistemi di distribuzione dell'acqua molto più risparmiosi, perché abbiamo l'obbligo anche
anche questo è un obbligo, insomma, di risparmiare l'acqua perché sarà l'oro del futuro. C'è un appuntamento in programma per quanto riguarda convivenza, agricoltura, fauna selvatica, che è sempre un tema importante. Che sviluppi ci sono? Questo pomeriggio si riunirà il comitato faunistico che dovrà dare il parere, che è un parere obbligatorio, sulla delibera che la giunta regionale si appresta a fare dopo aver ottenuto il parere positivo dell'ISPRA per iniziare l'abbattimento selettivo dei cinghiali in previsione anche delle semine, dove negli ultimi anni abbiamo visto disastri considerevoli, insomma, e quindi per evitare questi disastri, ma anche per evitare danni ai cittadini che si sono già verificati, insomma, anche in questi ultimi tempi, si vuole contenere questa specie. Battuta secca il fatto di avere un ministro della regione in questo settore, insomma, pensate che possa aiutare anche col diretti regionale? Vi aspettate qualcosa di importante? Devo dire che da ministro dello sviluppo economico ha avuto anche un occhio di riguardo per l'agricoltura, insomma abbiamo collaborato molto a livello nazionale anche sui temi legati al Made in Italy, alla difesa del Made in Italy. Ricordo che è stato uno dei firmatari dell'introduzione dell'obbligatorietà dell'origine in etichetta per tutto quanto riguarda le carni trasformate. Alle 13:30 la partenza delle vaccinazioni per il personale docente dell'Università di Udine all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Ora ci colleghiamo con Isabella Gregorato che in compagnia del direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, Massimo Braganti. Isabella, buongiorno, a voi la linea. Buongiorno Francesca, hai già anticipato tu, sono qui con il dottor Massimo Braganti, direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Siamo qui nell'atrio del Santa Maria della Misericordia dove alle 13:30 cominceranno le prime vaccinazioni per i docenti universitari. Dottor Braganti, addirittura in giornata voi pensate di arrivare a che numero di vaccinazioni? Allora, qui ne vaccineremo 500. Praticamente la metà del corpo docente e personale universitario. Questa è la prima parte, perché poi la seconda parte avverrà giovedì prossimo, dove concludiamo tutta quella che sarebbe la parte del personale sotto i 55 anni e se arriva appunto l'indicazione, come stiamo aspettando, di ampliamento oltre 65, riusciremo a fare anche quella. Ovviamente il vaccino usato è AstraZeneca. Il vaccino usato qui è AstraZeneca, mentre sui distretti stiamo ancora utilizzando Pfizer con gli ultraottantenni. Ecco, perché in questo momento state operando anche nei distretti e in giornata quante persone riuscite a farne? Ora non ricordo il numero preciso, ma se non vado errato sono circa 800 ultraottantenni che vengono vaccinati presso i distretti da Tolmezzo fino alla Tisana, praticamente con una distribuzione di circa un centinaio per distretto. Ecco, parliamo dell'organizzazione, perché qui abbiamo visto inizio fila per accettazione vaccinazioni Covid-19, l'Italia rinasce con un fiore, vaccinazione anti-Covid e quindi devono fare tutto questo percorso. Praticamente ricalca il sistema che era già stato usato per quando avete vaccinato tutto il personale sanitario. Certo, allora ancora dobbiamo finire di vaccinare il personale sanitario perché ne abbiamo ancora un circa 35% di operatori che devono essere vaccinati, sempre con Pfizer, però a questo punto alterneremo le sedute del personale sanitario con quello dei servizi essenziali nelle prossime settimane, dopodiché procederemo anche, una volta concluse le case di riposo, a questo punto partiremo anche per gli anziani fragili a casa e anche a questo punto la pianificazione, vediamo di poter ampliare ulteriori slot sul territorio, compatibilmente con l'arrivo dei vaccini ovviamente anche. Senta, per quanto riguarda proprio l'organizzazione qui, avete pensato di lavorare su questo fronte al pomeriggio per dare minor disagio possibile ai pazienti, a possibili pazienti che devono afferire appunto qui alle strutture sanitarie? Sì, sia in questo presidio che ad esempio anche a Tolmezzo ma anche in altri distretti, gli spazi utilizzati preferibilmente sono quelli usati per i prelievi, per cui c'è già un'organizzazione che permette accesso anche di numeri importanti. Ovviamente abbiamo predisposto dei percorsi che possono evitare l'assembramento, però ci consentono di attivare 5 o 6 postazioni di vaccinazione contemporanea, per cui è grazie a questo e all'organizzazione non solo dell'accettazione, anamnesi,
dopodiché la registrazione che prevede anche il rilascio della prenotazione per la seconda dose, dopodiché la fase vera e propria di vaccinazione e di attenzione post vaccinazione per verificare che non ci siano reazioni avverse. Questa organizzazione è replicata su tutti i distretti. Senta, per quanto riguarda invece le altre attività ospedaliere, che cosa si può dire? Anche per quanto riguarda gli screening, le prevenzioni, le visite, come sta procedendo? Perché i cittadini sono sempre dubbiosi e dicono ma non mi chiamano, devo aspettare. Allora, premetto che ancora non siamo fuori dalla pandemia e l'invito alla massima attenzione, massima cautela da parte di tutti quanti, osservare sempre le regole del distanziamento, evitare il discorso di assembramenti e pulizia alle mani è essenziale. Però piano piano stiamo cercando di ripianificare la riattivazione dei vari servizi, per cui è sulla base di questo che stiamo procedendo. Ecco, è vero che quindi dopo questa pandemia sarà anche tutto il sistema da riorganizzare, tutto da rivedere, bisognerà guardare i servizi sanitari con un altro occhio, con un'altra organizzazione. Assolutamente sì, rispetto a prima purtroppo sarà un'organizzazione che dovrà prevedere dei percorsi distinti sempre per poter mantenere una cautela rispetto a situazioni di potenziali pazienti Covid e no Covid. Bene, ringraziamo il dottor Massimo Braganti, direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Qui dall'ospedale Santa Maria della Misericordia è tutto, restituisco la linea allo studio a te Francesca e grazie anche a Paolo Bassi per le riprese. Grazie a voi Isabella. Si chiama Da Aquileia a Venezia, il libro realizzato da Gianfranco Elero per l'Università della Terza Età di Spilimbergo, racconta anche dei terribili periodi storici passati segnati dalle pandemie e dalle tremende condizioni in cui versavano le persone che vivevano nel Friuli storico. L'Università della Terza Età di Spilimbergo, diciamo, ogni anno si pone l'obiettivo di dare alle stampe un libro su un particolare aspetto della storia del Friuli. Quest'anno ci è sembrato molto importante ricordare i 500 anni della presa del potere di Venezia in Friuli e abbiamo affidato al professor Gianfranco Elero di Udine, storico di chiarissima fama, di fare questo libro che faccia il punto un po' su tanti problemi di questa storia, chiaramente dai leoni di San Marco all'Inquisizione, alle epidemie, al modo di vita, ai canali, all'agricoltura. Ne viene fuori uno spaccato interessante a livello didattico, scolastico se si vuole, ma molto interessante perché al giorno d'oggi si sa che la gente al passo breve, io insomma vedo che spesso leggono più la didascalia degli articoli, per cui questo è un libro che sono sicuro che nelle scuole troverà un ottimo riscontro perché è fatto proprio a misura di studente, a misura di persona che deve imparare delle cose ma avendo chiaramente anche chiaro i fondamentali, i rapporti base. È un libro che prende in considerazione tantissimi avvenimenti e non solo civili e militari ma anche artistici, anche storici e soprattutto molto terra a terra, anche per esempio sulla vita degli agricoltori, sulla quotidianità di ogni giorno. C'è un documento interessante che abbiamo a Spilimbergo che è famoso poi nel mondo, che è la cronaca di Roberto di Spilimbergo del 1540 in cui si descrive per filo e per segno l'epidemia di peste e dice così è nata colà e colà via e chiaramente le epidemie nascono di solito in relazione ad anni di magra con carestie, fame eccetera eccetera e si raccontano delle cose stranissime in questo libro, per noi almeno strane, non per loro, della gente che moriva per le strade senza soccorsi, non c'era chiaramente né la protezione civile né gli ospedali e la gente si arrabattava come poteva. Ci sono dei riscontri interessantissimi, per esempio che la gente andava nelle campagne a scavare nei campi per individuare le nidiate dei topi e sottrarre i granellini, i chicchi di mais che avevano nascosto i topi e chiaramente non stiamo a dire che se mangiava i granellini mangiava anche i topi, per cui proprio in quegli stessi anni a Venezia c'era addirittura il mercato nero dei gabbiani
e delle cosiddette pantegane o surmolotti o topacce, per cui è senza fine, diciamo, la storia dell'uomo, non riserva mai sorprese, si sorprende solo la persona che non ha a mano queste cose, ma i documenti antichi ci parlano purtroppo di cose spaventose, come possono essere l'anno della fame, per esempio del 1817, in cui anche lì, attraverso tutta una serie di problematiche, la gente moriva biela voile in Furlano, cioè praticamente fuori per fuori, annate talmente misere che si moriva letteralmente di fame, che non è un modo di dire, è proprio purtroppo una dura realtà. Per voi la linea di oggi è tutto, l'appuntamento torna domani alle 12:45. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.